2030 in classe E, 2033 in classe D, detto così sembra una cosa da poco, in realtà parliamo di numeri estremamente importanti. Questo è quello che ha deciso martedì l'Unione Europea, adesso verrà preso in ulteriore considerazione e fine marzo si dice che ci sia così l'indicazione definitiva per quanto riguarda queste norme alla quale l'Italia dovrà adeguarsi. C'è una piccola differenza tra quelle che sono le proprietà degli italiani come case, diciamo, in proprietà, e quello che è il patrimonio pubblico, perché per il patrimonio pubblico il tutto viene anticipato di 3 anni, per cui nel 2027 dovremmo essere in classe E e nel 2030 dovremmo essere in classe D, tenendo presente che nel 2026 tutti gli edifici pubblici dovrebbero essere emissione zero, cosa che è tanta roba, insomma, arrivare a questi traguardi. E perché è difficile? Beh, perché insomma, come avete visto tutti voi, insomma, i super bonus stanno piano piano riducendosi, perché il 110 per le case singole si farà molto poco, con un'ISE portata a 15.000 euro. È ovvio che coloro i quali avessero anche un minimo di disponibilità sicuramente non investiranno nella casa per ovvi motivi di tranquillità e di sopravvivenza, perché un mese 15.000 euro è veramente poco. Per quanto riguarda i condomini, nel 2024 si scenderà al 70% e nel 2025 al 65%, per cui qualche problema in più nel mettere d'accordo tutti i committenti nel trovare questa complementarietà sarà ancora più difficile. Questo per dire che rimarranno ovviamente gli altri bonus del 50 e del 65% che sicuramente aiutano, però è ovvio che questo creerà una flessione negativa su quello che era il trend dei nostri fabbricati in termini di riqualificazione energetica. Dicevo che erano numeri importanti perché parliamo di un 74% circa degli immobili che devono essere riqualificati a livello nazionale. Parliamo indicativamente di 9 milioni di fabbricati sui 12,5 circa di fabbricati che ci sono in Italia. Nel Veneto i rapporti percentuali sono più o meno simili e si parla di circa 760.000 unità da riqualificare. Facendo un veloce rapido conto, se dovessimo rispettare 2030 in classe E, si quantificava nel numero di 300 edifici da qualificarsi ogni giorno in Veneto partendo da subito. È chiaro quanto sia difficile questa situazione di cose per raggiungere questi risultati, anche perché questi costi che indicativamente si potrebbero stimare dai 400 ai 600-700 euro al metro quadrato farebbero capo ai proprietari delle case, perché c'è da dire che la realtà nazionale è molto diversa da quella europea. Noi italiani siamo per un 80% proprietari delle nostre case, al contrario di altri stati che invece la proprietà fa capo a grosse agenzie immobiliari, e quindi è ovvio che questo porta ad avere anche politiche diverse. Certo è che una sensibilità, un'attenzione, una cultura diversa di approccio ciascun italiano deve comunque averla, capendo anche che anche le strutture delle nostre case sono diverse da quelle di qualche altro stato. Se andassimo a fare un giro in Svezia, in Norvegia, vedremo tutte case molto simili, di legno, tutte nuove.
se andiamo a Venezia, se andiamo a Firenze, facciamo presto capire quanto sia difficile, a volte veramente impossibile, eseguire un cappotto in qualche palazzo veneziano, no? Pur avendo l'opportunità di intervenire isolando, ma anche gli stessi serramenti, vediamo nei palazzi con questi vetri particolarmente carini, decorati, colorati. Ecco, lì pensare a mettere su un vetro triplo con una doppia camera d'aria, insomma, vorrebbe dire snaturare anche quello che è il nostro patrimonio architettonico, insomma, no? Per cui ecco, voglio dire che tutto questo deve anche entrare un po' in comunione, in simbiosi con quelle che sono realtà di territori che non sempre sono coniugabili ad altro. Qualcosa, dicevo, dobbiamo fare perché comunque i nostri fabbricati sono fabbricati estremamente energivori, sono fabbricati che inquinano, come sapete, perché già tante altre volte l'ho detto, noi emettiamo il 21% di CO2 in atmosfera, il 64% di polveri sottili, quindi le nostre case inquinano molto di più di quello che sono le vetture. E allora se vogliamo pensare ad un futuro migliore dove abitare, quindi ad un mondo anche più sostenibile, ad essere anche meno dipendenti dal fossile, no, come riscaldamento, e dobbiamo effettivamente pensare a quelle che sono le fonti alternative, no? E quindi penso all'eolico, penso al solare, penso alla geotermia, anche perché dobbiamo ricordare che nel 2035 noi dobbiamo stoppare quello che è il consumo di combustibile fossile e quindi dobbiamo in questo intertempo, in questa frazione di tempo, studiare veramente soluzioni alternative, e questo non tanto perché ce lo dice la legge o perché l'articolo 9 della nostra Costituzione ci dice di tutelare quello che è il paesaggio e il nostro patrimonio artistico, ma proprio perché credo che sia indispensabile approcciarsi ad un futuro in termini di cultura diversa, una cultura diversa dove non solo il restauro e il minor consumo di energie e il rispetto del suolo debba passare attraverso leggi, economie politiche, ma debba passare attraverso anche un concetto di bellezza, perché è anche attraverso la bellezza che noi potremmo riqualificare tutto quello che è il nostro patrimonio, e noi appunto come ANCE, come costruttori, ne dovremmo essere anche testimoni ed esempio. È anche vero che per il momento l'Unione Europea non imputerà, sembra comunque, sanzioni particolari, e sono comunque esentati da queste necessità quelli che sono i luoghi di culto, gli stabili delle forze armate, tutte le caserme, le abitazioni che hanno una superficie inferiore ai 50 metri quadrati, gli edifici vincolati, le seconde case, e c'è anche l'opportunità, se in presenza di difficoltà, diciamo così, di avere un bonus in termini del 22%, cioè potremmo ridurre quello che è il patrimonio da ripristinare di un 22%. Questo, insomma, quello di cui si sta chiacchierando. Staremo a vedere.